Bomba a Napoli. Una notizia scottante appena esplosa sul web e sta lasciando tutti a bocca aperta. Ciao tifosi del Napoli, torniamo con le ultime notizie direttamente dalla fonte, dove un'informazione in particolare sta suscitando scalpore e tenendo tutti con il fiato sospeso per un evento inaspettato che sta accadendo dietro le quinte del club. Innanzitutto, se ami appassionatamente il Napoli, lascia un mi piace a questo video e iscriviti al nostro canale di notizie. Ora andiamo dritti al punto. Il Napoli guarda già alla prossima stagione con grande entusiasmo e trepidazione, sotto la guida visionaria di Aurelio De Laurentiis. Il club si prepara ad iniziare un nuovo ciclo di successi, scommettendo su una squadra giovane e ricca di potenziale. Il direttore del Napoli Tommaso Bianchini ha recentemente condiviso la sua visione per il futuro del club. Il Napoli ha consolidato negli ultimi anni la propria posizione internazionale, culminando con il titolo di Serie A ma mantenendo anche una presenza in Europa per 13 anni consecutivi. Il nostro desiderio di costruire un Napoli forte e competitivo, sia in Italia che in Europa, non è mai stato così chiaro. Con l'arrivo dell'estate si prevede un mercato impegnativo, con il club partenopeo nel mirino di due giovani promesse che si sono distinte nell'attuale stagione di Serie A, pronte a vestire la maglia azzurra e a contribuire con freschezza e dinamismo. Il primo è Elia Caprile, portiere che si è messo in luce all'Empoli ed è pronto a difendere la porta del Napoli, come ha confermato il suo agente. L'altro talento è il centrocampista del Verona Michael Folorunso, che ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo in campionato. Entrambi i giocatori, già sotto contratto con il Napoli, torneranno alla base la prossima estate per vestire stabilmente la maglia azzurra. Queste due acquisizioni rappresentano il primo passo verso la costruzione di una squadra giovane e competitiva, in linea con la visione a lungo termine del club. E voi, tifosi azzurri, cosa ne pensate di questi due nuovi acquisti? Crede che Caprile e Folorunso possano essere la chiave per il futuro del Napoli? Condividi le tue opinioni nei commenti e continua a seguirci per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sul Napoli. Al prossimo! Forza Napoli sempre!